L'invasione del granchio blu sta mettendo in ginocchio le nostre filiere produttive e minaccia il futuro delle economie locali. Con queste parole Marco Dolfin, consigliere regionale del Veneto e capo dipartimento pesca del suo partito, lancia un grido di allarme sull'emergenza legata a questa specie invasiva. Dolfin sottolinea che la priorità è chiara: pescare il più possibile senza indugi, eliminando qualsiasi distinzione tra maschi e femmine. Non possiamo più permetterci approcci soft. È necessario agire con determinazione, anche derogando ai regolamenti se necessario, afferma, evidenziando come il granchio blu non sia solo un problema ambientale, ma un vero e proprio attacco alla biodiversità, alla piccola pesca e alle tradizioni venete. Il granchio blu sta devastando il nostro territorio, minando la nostra identità culturale e gastronomica e compromettendo il lavoro di migliaia di famiglie. È una guerra. In questi casi non si fanno selezioni, si combatte con tutti i mezzi, aggiunge Dolfin. Tra le possibili soluzioni, Dolfin apre al mercato internazionale. Se Stati Uniti, Corea o Turchia vogliono acquistare granchi blu, siamo pronti a fornirli a prezzi competitivi, ma attenzione, trasformare il granchio blu in un prodotto come la moeca sarebbe un'offesa alla nostra tradizione. Per tutelare quest'ultima, Dolfin sta lavorando con Veneto Agricoltura e altri enti per garantire il riconoscimento DOP alla moleca, simbolo dell'eccellenza gastronomica veneta. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.